carabinieri sull'accoltellamento di ieri sera a Bibbione nei confronti di un 24enne di origine kosovara. Starebbero cercando almeno 3 persone. Prima le offese, poi una pesante minaccia alla polizia locale. L'autore del post individuato e denunciato. È successo a San Stino di Livenza. Mentre l'amico guida, un 18enne di Chioggia sale sul tetto dell'auto per riprendersi col telefono. Bloccati e denunciati i ragazzi dai carabinieri. Autovelox lungo la Romea, su 6 dispositivi ne resteranno attivi solo 2. Sono le novità del nuovo decreto prefettizio firmato Pellos. Aumenta il numero di uffici postali chiusi definitivamente o per parecchi mesi. Il PD denuncia lo smantellamento del servizio in Veneto e chiede che la Regione intervenga con Poste Italiane. I 5 referendum continuano a spaccare. Il Consiglio regionale Europa Verde chiede l'abolizione del quorum. Lega e Fratelli d'Italia rimarcano invece i tanti no al quesito sulla cittadinanza. I 10 comuni costieri del Veneto rinnovano l'appuntamento con il Summit del Mare. La 4ª edizione sarà dedicata a progetti per i giovani e alla sostenibilità. Buonasera, bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con le notizie, il sondaggio di Ring. Questa sera un sondaggio politico, si parla di regionali e non solo, con Cristiana Arboita a partire dalle 21. La domanda che vi facciamo è riguardante ancora una volta il terzo mandato, però si chiede se Meloni secondo voi debba riaprire la partita, perché appunto i colleghi di Fratelli d'Italia avevano in settimana aperto insomma questa possibilità, e allora se ne discuterà con Cristiana Arboita a partire dalle 21. Iniziamo noi con la cronaca. Invece stanno indagando i carabinieri sull'accoltellamento di Bibbione avvenuto ieri sera. Ferito un 24enne di origine kosovara. Si cercherebbero almeno 3 persone. Potrebbe esserci un regolamento di conti nel mondo della droga all'origine dell'accoltellamento avvenuto a Bibbione, in cui un 24enne di origine kosovara è stato colpito alla spalla dopo essere stato accerchiato e poi portato d'urgenza nell'ospedale di Mestre con l'elisoccorso, dove è ricoverato ma fuori pericolo. All'indomani dell'accoltellamento tra via Orsa Maggiore e via del Sagittario, qui sul luogo ci sono ancora le garze che sono state utilizzate, delle bottiglie d'acqua e una maglietta, ma il comandante della polizia locale rassicura residenti e turisti. I primi ad arrivare sul posto sono stati proprio gli agenti della locale, raggiunti dai carabinieri, che stanno esaminando le immagini del circuito di videosorveglianza e cercherebbero almeno 3 persone. Ovviamente la situazione sarà attentamente monitorata anche dalle pattuglie di polizia locale. Ieri la polizia locale è intervenuta per prima sul posto, nel giro di pochi minuti è intervenuta contestualmente con i soccorsi del 118. Questo a rappresentare appunto la costanza e la presenza nel territorio delle pattuglie su un orario che garantisce la presenza dalle 7:30 di mattina all'1:30 di notte. Il servizio è svolto attraverso pattuglie automontate, motomontate e pattuglie appiedate che coinvolgono i controlli in zona arenile e lungo la ciclabile che si frappone tra l'abitato e la spiaggia. Il 24enne non sembrerebbe né residente né domiciliato a Bibbione e la sua permanenza in città non dovrebbe essere legata a motivi di lavoro o alla stagione estiva. Dai primi accertamenti si parla di una persona senza fissa dimora. E mentre i carabinieri indagano, il vice sindaco evidenzia come la località balneare sia controllata e sicura. Non è un episodio, 2 episodi, mi sembra che sia il secondo in 3 anni accaduto che ci possono preoccupare. Questo non vuol dire che non li consideriamo, anzi ci permettono di alzare ancora di più l'asticella dell'attenzione. Abbiamo rinforzato i comandi di polizia locale, da domani la stazione Carabinieri avrà un organico che è più del doppio rispetto al suo organico originario, quindi cerchiamo di controllare il territorio nel miglior modo possibile. Del caso è stato informato il magistrato del Tribunale di Pordenone. Offese e minacce via web alla polizia locale, individuato e denunciato. Con un post sui social ha minacciato di far esplodere il comando di polizia locale di San Stino di Livenza, ma non l'ha passata liscia.
La polizia locale infatti ha avviato immediatamente gli accertamenti per risalire alla sua identità, così come a quella degli utenti che hanno commentato con espressioni ritenute diffamatorie. E una volta scoperto chi fosse, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per diffamazione aggravata, reato che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa non inferiore a 516 euro. È spiacevole constatare che mentre la polizia locale svolge il proprio compito per garantire la sicurezza, ha commentato il sindaco De Stefani, vi sia chi si permette di insultare e minacciare pubblicamente le forze dell'ordine. E ancora, chi commette questi reati, ha dichiarato il comandante della polizia locale Marchesin, spesso non se ne rende conto. C'è la convinzione che sui social si possa scrivere qualsiasi cosa impunemente. Ma non è così. Neopatentati, uno di questi era sdraiato sul tetto dell'auto, è stato bloccato e denunciato dai carabinieri. Forse cercava di realizzare un video che diventasse virale sulla rete. Quello che ha sicuramente guadagnato però è una denuncia e una multa. Siamo a Piove di Sacco, dove nella serata di ieri un 18enne di Chioggia, del veneziano, ha pensato di viaggiare sul tetto di una Y10 guidata da un 18enne del luogo, filmando il tutto col suo cellulare. Non solo questo, perché i ragazzi hanno anche deciso di sfrecciare davanti al comando dei carabinieri del capoluogo della Saccisica. Gli uomini dell'Arma hanno subito fermato l'auto. Il ragazzo sul tetto, visibilmente ubriaco, è stato controllato ed è stata trovata una modica quantità di hashish. I militari hanno quindi deciso di perquisire l'abitazione del giovane, dove è stato trovato mezzo etto di droga e un bilancino di precisione. Il 18enne è stato quindi denunciato per possesso di droga e multato per ubriachezza molesta. Il conducente della vettura, invece, ha ricevuto una multa per guida pericolosa e inosservanza di trasporto persone, oltre al ritiro della patente e il fermo del mezzo. Un impegno politico forte e strategico del governo e della regione per creare a Tessera un nuovo polo aeronautico. Lo chiede la FIM-CISL di fronte al peggiorare della crisi di Superjet International causata principalmente dalle sanzioni alla Russia, e aggiunge il sindacato dalle non scelte del governo, un epilogo che rende incerto il futuro di 115 lavoratori. Secondo la FIM, Leonardo dovrebbe assumere un ruolo di leadership del nuovo polo, sfruttando le competenze e integrando i lavoratori di Superjet. Parliamo di Autovelox sulla Romea e vediamo quali saranno le novità. Mentre si cercano di trovare soluzioni per evitare incidenti mortali lungo la Romea, arriva la scure sugli Autovelox. Su 6 impianti presenti ne rimarranno attivi solamente 2. Uno spegnimento provvisorio perché altri occhi elettronici sono in stand-by in attesa dei pareri degli enti proprietari delle strade, ANAS nel caso della Romea. Sono le novità del nuovo decreto prefettizio firmato da Darco Pellos dopo un anno di lavoro dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sull'incidentalità stradale. Autorizzati solo quelli a norma con il decreto Salvini. Spenti anche quelli del Miranese e tra Dolo e Fiesso. Nel resto della provincia confermato il dispositivo presente sul raccordo tra A4 e Triestina, tra San Donà e Noventa di Piave, quello sulla SR43 a San Donà, sulla Treviso Mare a Meolo, che il sindaco Daniele Pavan comunque ha deciso per ora di non riattivare. Conclusi i lavori del percorso ciclabile lungo il fiume Dese e collaudata la passerella sul fiume Zero in località Zuccarello a Marcon con un investimento di 1.200.000 euro. Il percorso si collega con la ciclabile lungo la strada provinciale 40 via Altinia e parte di fronte alla chiesa per estendersi fino a 4,5 km. A una larghezza di 3 metri è stata realizzata con pavimentazione drenante per garantire l'accessibilità ai mezzi di manutenzione del consorzio di bonifica. Aumenta il numero di uffici postali chiusi definitivamente o per parecchi mesi la denuncia del Partito Democratico. Quando tu rappresenti una regione devi andare nelle sedi
che contano a dire che i servizi su quella regione non vanno eradicati. Il Partito Democratico striglia l'amministrazione regionale di fronte al progressivo smantellamento di uffici postali in Veneto, una dismissione del servizio che per i Dem è inaccettabile, colpisce spesso i piccoli centri e le periferie e ha come prime vittime gli utenti più fragili con maggiori difficoltà a spostarsi e a usare l'informatica. Quanti uffici postali hanno chiuso in Veneto? In Veneto fra dicembre del 2024 e gennaio del 2025 abbiamo contato un totale di 67 chiusure, fra chiusure, razionalizzazioni e disattivazioni di doppi turno. Dall'aprile del 2023 al novembre del 2025 ci sono stati inoltre 10.225 giorni totali di chiusura degli uffici postali in Veneto. La provincia più colpita è di gran lunga quella di Treviso con 2.426 giorni di chiusura, seguita dai 1.804 giorni di chiusura di Venezia e i 1.598 di Padova. Secondo la CGIL c'è una precisa politica aziendale. Si vogliono valorizzare sul mercato speculativo e quindi tagliare dipendenti, tagliare uffici per aumentare la redditività, ma questo rischia di essere la morte di Poste Italiane. Perché? Perché la forza di Poste Italiane è il radicamento e la presenza nel territorio. È un dramma. Emanuela Zanatta è una consigliera comunale Dem che ha contribuito alla mobilitazione di Trivignano, località del comune di Venezia, dove la chiusura dell'ufficio postale ha rappresentato la scomparsa di uno dei pochissimi servizi rimasti. Quando si fanno tagli sull'altare del Dio costo-beneficio, si tagliano, si va col rullo compressore sopra queste storie. Se spesso accanto ai cittadini si sono mossi i sindaci di destra e di sinistra, il PD chiede che ora farlo sia la Regione, mettendo sul tavolo tutto il suo peso politico. Noi chiediamo che venga istituito immediatamente un tavolo per fare due valutazioni. La prima è quella di capire perché degli uffici postali restano chiusi per 10-11 mila giorni nel totale Veneto, e l'altra parte è capire perché quei quasi 70-80 uffici postali chiusi nella Regione valutare quali sono i territori che va invertita la tendenza e vanno riaperti. Nonostante il voto sia ormai passato, i 5 referendum su lavoro e cittadinanza continuano a spaccare il Consiglio regionale. Per noi della Lega il referendum è andato molto bene, anche perché ci siamo astenuti al voto, perché consideriamo che i primi 4 referendum sul Job Act, sul lavoro, comunque fossero dei tecnicismi che si potevano risolvere in altra maniera. È un dato che ci aspettavamo naturalmente, che non ci sorprende e che lascia sul tavolo della politica tutti i temi che avevamo sollevato settimane fa e sui quali abbiamo fatto la campagna referendaria. Non si deve festeggiare perché non si è raggiunto il quorum, bisognerebbe risolvere i problemi legati al lavoro e alla cittadinanza. Pur archiviato il mancato raggiungimento del quorum, le coalizioni che si fronteggiano in Consiglio regionale continuano a scontrarsi non solo nel merito dei 5 quesiti su lavoro e cittadinanza, ma anche sulla frequenza dell'uso del referendum e sulle modalità con cui dovrebbe funzionare. Ormai l'istituto referendario dovrebbe essere utilizzato con parsimonia e in qualche maniera cercando di valorizzarlo, non utilizzarlo ad ogni piè sospinto, perché poi il risultato è che la gente non va a votare e quindi perde valore. Bisogna arrivare alla situazione che c'è in Svizzera, dove chi decide è chi va a votare, non chi resta a casa. Avevamo una grande possibilità di lavorare sulla sicurezza del lavoro, sui diritti dei lavoratori, ma soprattutto di rivedere un concetto di cittadinanza sempre più urgente, e l'abbiamo sprecata. Se togliessimo il quorum, vorrei vedere poi chi va al mare o chi decide di non votare. Intanto Lega e Fratelli d'Italia sottolineano come il quesito che chiedeva la riduzione da 10 a 5 anni per l'ottenimento della cittadinanza abbia ricevuto una percentuale di no, seppur minoritaria, molto più alta rispetto agli altri referendum. Ha dimostrato quanto è surreale o addirittura irreale quel modello di cittadinanza che i partiti di sinistra vogliono. Noi riteniamo che la cittadinanza debba essere non un premio così regalato, ma una cosa conquistata. Io credo che però quello che parte da questo referendum sia una proposta invece per stringere le maglie delle concessioni di cittadinanza. Ad esempio mettendo una norma che chi dopo aver avuto la cittadinanza commette reati contro il patrimonio, contro la persona, possa anche perdere questo diritto. Di diverso parere Elena Ostanel, che guarda il bicchiere mezzo pieno di chi alle urne c'è andato.
Viene chiesto da tantissime persone che sono andate a votare di fare un passo indietro, cioè di dare un lavoro più sicuro e di dare finalmente la possibilità a chi è nato in Italia di avere un percorso per la cittadinanza e anche chi arriva in Italia e vuole la cittadinanza molto meno ad ostacoli. Ecco, il pensiero va a tutte le persone che sono andate a votare. Da qui bisogna ripartire. Cambiamo argomento, spogliatoi con docce per permettere al personale, soprattutto quello impegnato nei cantieri stradali, di rinfrescarsi, ma anche un ammonimento alla costante igiene personale dopo alcune segnalazioni. Li mette a disposizione dei dipendenti della città metropolitana di Venezia nella sua sede di Mestre in una circolare il direttore generale Torricella. Ha informato che la città metropolitana ha predisposto lo spogliatoio con l'obiettivo di fornire ai dipendenti la possibilità di rinfrescarsi. Tempo necessario alle operazioni di pulizia non costituisce pausa lavorativa. La circolare accenna a un numero crescente di segnalazioni e invita a una costante igiene personale già dall'inizio dell'attività lavorativa al fine di evitare che l'ambiente di lavoro condiviso con gli altri colleghi non sia alterato da odori sgradevoli. 10 comuni del Veneto costieri rinnovano l'appuntamento con il Summit del Mare via la 4ª edizione. Riuniti nella conferenza dei sindaci del litorale, i 10 comuni costieri del Veneto rinnovano dal 2022 l'appuntamento con un summit del mare che è laboratorio permanente di progettazione partecipata al più ampio livello possibile, coinvolgendo amministratori, imprese, operatori pubblici e cittadini. La 4ª edizione del summit punta sui giovani e sulla sostenibilità. La sostenibilità sociale, ambientale, economica, vista con l'occhio del giovane che si approccia al lavoro, che cerca una soluzione abitativa e quindi in sostanza dalla parte dei giovani cerchiamo di fare sostenibilità vera. Con oltre 25 milioni di presenze turistiche annuali, il litorale veneziano rappresenta il principale polo turistico d'Italia. Si tratta di un patrimonio che va sviluppato anche verso le esigenze lavorative delle nuove generazioni. Cercando di creare le condizioni affinché i ragazzi possano vedere in un'opportunità questo tipo di lavoro e lo si può fare creando anche maggiori professionalità. Gli ITS del turismo, quelli che ha sede a Jesolo ma che ci sono anche parte del nostro territorio, credo che sia una prima risposta per far comprendere come lavorare nel turismo non è qualcosa di episodico o tipicamente stagionale, ma può essere stabilmente un lavoro con grande gratificazione. Ogni comune partecipa con un progetto specifico. Il Lido di Venezia con un piano di rilancio dell'arenile attraverso progetti educativi, culturali e ambientali destinati ai giovani. Il nostro progetto del Lido di Venezia si chiama Rigenerazione, intendendo proprio la generazione dei giovani che deve essere coinvolta nei progetti ambientali, deve essere coinvolta nei progetti di formazione. Dobbiamo recuperare i giovani anche per aiutare il settore balneare, quindi coinvolgerli anche nella gestione della parte balneare. I temi sono i più vari. Se ad esempio a Bibbione si promuoverà la sicurezza balneare per sensibilizzare alle professioni del soccorso, ad Eraclea il tema è culinario, promuovendo la filiera corta, l'imprenditoria giovanile e l'integrazione tra agricoltura e turismo. Verranno coinvolti i giovani e quindi c'è quell'aspetto sociale per farli appassionare non solo al nostro ambiente ma anche al mondo del lavoro e dare delle opportunità, e poi anche per fargli conoscere quello che è il turismo, perché il turista quando viene a Eraclea potrà proprio ordinare il piatto da loro ideato che vorremmo rimanesse sui piatti dei ristoranti 365 giorni all'anno. Ed è tutto per questa edizione, giunti al termine del telegiornale di Venezia. Subito dopo di noi come sempre le previsioni del tempo, il TG di Treviso. Una buona serata, arrivederci.